Amici di Niceto TV, siamo al momento prima del red carpet e siamo qui insieme ad una parte del cast di Dramma Popolare di Carmelo Popolo. Bellissimi attori che insomma si sono prestati per un'intervista, insomma una chiacchierata con Niceto TV e con voi tutti amici. Allora, cominciamo a conoscervi, ognuno di voi si presenti e dica quale ruolo svolge nel film. No. Ok, piacere di conoscervi, piacere a tutti i telespettatori, sono Luca e sono uno dei rapitori. Ok, Luca come? Donato. Donato, è la prima esperienza cinematografica? Sì. Com'è stata? Divertente, istruttiva e soprattutto mi ha dato occasione di conoscere un ambiente dal punto di vista naturalistico che mi ha colpito pure. Apprezzabile. Suggestivo. Intenzione di continuare questa esperienza cinematografica? Direi perché no. Perché no? Bene. Anche con la stessa produzione. Ad Maiora, allora. Carlo Spinelli, rapitore. Lei ha la faccia da rapitore, Sì. Questa è la prima esperienza. Me lo dicono tutti. È la prima esperienza cinematografica? Sì. Com'è stata? No, bello, veramente bello. La produzione, il cast, i posti bellissimi, i luoghi delle riprese, le campagne di questa zona, veramente una bella esperienza. Bene, da ripetere? Sì. Bene. E allora, andiamo... Antonio Vitarelli, ero l'amico del protagonista, un cacciatore. Andiamo a caccia nelle campagne di San Pierniceto a cacciare quaglie. Niceto TV è proprio di San Pierniceto, Sì. quindi insomma è un orgoglio questo per noi. Il suo nome? Antonio Vitarelli. La prima esperienza cinematografica? Oltre a delle piccole esperienze, la prima abbastanza importante è la prima. È emozionato per questo red Sì. carpet, per questa prima? Sì. Da riprovare, insomma, Sì, anche con la stessa produzione. Sì. Si continua alla grande. Allora, Carlo Piccichè, faccio il carabiniere. Questa è la seconda esperienza cinematografica, ho fatto da figurante per un film che si chiama La Scossa, dove facevo praticamente sempre il figurante, facevo il portantino perché era ambientato durante il periodo del terremoto di Messina. Bene, quindi un'esperienza assolutamente da continuare, Sì, sicuramente, perché sì, ce l'ha mi è nelle piaciuto corde. particolarmente, sì. Ecco. Grazie mille. Grazie a te. Sono Amalia Salvatore e in questo film ho interpretato il personaggio di Angelica, ovvero la figlia minore dei due protagonisti. Per me è stata la primissima esperienza in campo cinematografico. Studia teatro? Ho fatto teatro, brillante, altri tipi di teatro, ma cinema mai prima d'ora. Quindi un'esperienza da Sì, ripetere. la cosa più bella che abbia fatto lo scorso anno. Siete tutti giovanissimi, quindi. E andiamo alla protagonista del film. Ciao a tutti, sì, mi chiamo Maria Giglia, sono un'attrice professionista, faccio teatro da tanti anni ormai, ho lavorato anche al cinema e questo però è il mio primo ruolo proprio da attrice protagonista, interpreto Rosa. Bene, quindi siamo curiosissimi anche di Anch'io. conoscere Rosa e speriamo di conoscere ancora meglio Maria Gigli, no? Giglia, Giglia, al femminile, Giglia, sì, Giglia nella sua esperienza professionale. Sì. Ad Maiora, le auguriamo il meglio. Grazie mille, grazie. Le sue esperienze passate. Allora, io faccio parte di una compagnia di teatro danza a Milano che si chiama la Cores Mendes Company e poi al cinema ho avuto piccoli ruoli, tra cui Straizza d'Amuri di Beppe Fiorello per Rai Cinema, Prima Donna di Marta Savina per la Tao 2 e altri film, insomma, che adesso la lista è lunga perché ho fatto diverse cose, tanta gavetta, diciamo. Bene, la gavetta formativa. Sì. Ecco, bene. Ad Maiora, Grazie. Maria Giglia, Grazie. per un futuro radioso. Grazie. Continuiamo la carrellata di questi splendidi attori. Allora, salve a tutti, Giovanni Trifiro, ho interpretato il carabiniere, uno dei carabinieri coinvolti nelle ricerche in questo film ed è la mia prima esperienza cinematografica. da ripetere? Assolutamente. Studia teatro? Sì, studio attualmente teatro con la compagnia On Stage a Messina. Bene.
Giovanissimo, quanti anni ha? Anche se non sembra, ne ho 23. Giovane, giovanissimo, il futuro è tutto innanzi, come si suol dire. E allora continuiamo. Ciao a tutti, Raffaele Costa, interpreto uno dei carabinieri insieme al mio collega Giovanni. E questo film è bellissimo, non so che dire altro. Sono il nipote dell'attrice Maria Grazia Cucinotta e mi formo all'Accademia on Stage di Messina e studio teatro da quando ero piccolo. Quindi insomma un talento di famiglia, Sì. no? Bene, Ad Maiora pure per lei, un'altra splendida attrice, ma quanto siete belli! Grazie. Io sono Natalina Calapà e nel film interpreto il ruolo di Concetta, la figlia maggiore del protagonista. È la mia prima esperienza cinematografica in assoluto, e per questo voglio ringraziare il mio suocero Carmelo Popolo che ha creduto in me e quindi lo ringrazio veramente di cuore. Nel film sono con mio figlio, che sia nella vita reale che nel film è mio figlio. Come ti chiami? Carmelo. Carmelo come il nonno. Popolo, Carmelo Popolo. Quanti anni hai? 7. Mamma mia, cioè un attore che cresce qui abbiamo. Hai tutti i talenti del nonno? Ci proviamo, vero? Ci proviamo. Sì, sì. Lui e l'altro figlio? No, lui è l'altro attore, diciamo, bambino, ecco, del Ok. film. Vai, presente. Ciao, io sono Damiano, faccio il ruolo del bambino rapito, è la mia prima esperienza cinematografica e ho 12 anni. Sei bravissimo! E allora, adesso vi aspettiamo per questa sfilata del red carpet. Allora, carissimi attori, non ci resta che augurarvi, insomma, il meglio nella vostra carriera e per le vostre vite. E adesso aspettiamo soltanto di vedervi sfilare. E tanti auguri per questa prima. Grazie. Amici, restate con noi perché tra poco ci sarà il red carpet di questi meravigliosi e stupendi attori. Un'altra attrice? Ok, avevamo perso un'attrice per strada, una bellissima attrice, ma come si fa a perdere una bellissima attrice? Gentilissima, grazie. Nome? Daniela Lucchesi. Che ruolo ha nel film? No, un piccolo ruolo. La moglie, no, piccolissima, oggi lo vedrete. Oggi lo vedrete. La moglie di chi? E Giuseppe Pollicino, che non mi ricordo come si chiama nel film, dell'attore Giuseppe Pollicino. Non glielo diciamo che non si ricorda il nome del marito. No, diciamo che insomma lo sto dicendo a tutto il mondo. Benissimo, allora di nuovo tanti auguri per questa prima e adesso vi vedremo sfilare per il red carpet. Ciao amici, restate con noi.